Completate le operazioni di rimozione del Suegno, l'imbarcazione è arenata al centro del golfo di Rapallo dopo la mareggiata di fine ottobre. 2 le gru in azione da questa mattina che hanno sollevato lo yacht che è stato ricoverato in porto. Proseguono i rilievi per scattare foto tridimensionali dei ponti sul Rupinaro a Chiavari. Questa mattina ha chiuso il ponte di Corso Italia, domani tocca a quello di via San Pier di Canne. Dare priorità alla persona, non al profitto. L'appello del Vescovo durante la messa per San Giuseppe dedicata ai lavoratori. Monsignor Tanasini ha invitato a trovare formule per sostenere l'occupazione. Il Vescovo ha salutato la zona d'ambito pastorale di Carasco, lasciando un invito: trasformare le comunità in città sul monte, il cammino di comunione come opportunità di crescita. La solidarietà di ritorno, lo spirito della serata organizzata a Sestri Levante al ristorante La Sciamadda a sostegno del Comitato Assistenza Malati Tigullio, al centro l'impegno per la sanità. Festa a Rapallo per i 100 anni della signora Rosanna Ridone. Alla residenza Anni Azzurri è stata circondata dall'affetto della figlia, dei 2 nipoti e dei 4 bisnipoti. Su 2 o 4 ruote per solidarietà. Domenica a Sestri Levante l'8º raduno di Tigullio Motor Club e Lions Club. Obiettivo: raccogliere fondi per sostenere una vacanza per ragazzi disabili. Buonasera ai telespettatori di Tigullio Oggi. Dunque in apertura andiamo a Rapallo perché si sono completate questo pomeriggio le operazioni di rimozione del Suegno, l'imbarcazione che era presente dal giorno dopo la mareggiata di fine ottobre al centro del golfo di Rapallo. Le operazioni iniziate questa mattina appunto si sono concluse intorno alle 17. Vediamo. Sono da poco passate le 17 quando lo yacht caricato a bordo della chiatta lascia il centro del golfo di Rapallo, lì dove la furia del mare lo aveva fatto affondare nella notte tra il 29 e il 30 di ottobre. A quasi 5 mesi di distanza e un lungo lavoro preparatorio per abbassare i fondali e i rinvii per le condizioni meteo non favorevoli, il Suegno, l'imbarcazione lunga 38 metri e del peso di quasi 200 tonnellate di proprietà della famiglia Berlusconi, è stato rimosso. Al lavoro dalle prime ore di questa mattina 2 gru del consorzio Visond, realtà a cui sono affidati i lavori di recupero delle barche affondate, e gli uomini della Capitaneria di Porto che hanno presidiato l'area e controllato che non si verificassero problemi ambientali. L'operazione è stata piuttosto complessa perché il relitto era praticamente vincolato al fondale, c'era molto fango presente sul fondale e al di sopra del relitto stesso, quindi è stato necessario prima di vincolarlo dal fondale, creando anche un passo d'accesso dei mezzi appunto tra virgolette dei mezzi tecnici specializzati per la rimozione del relitto. Quindi è stato prima necessario anche un'operazione di livellamento proprio per garantire che prima i mezzi arrivassero in prossimità del relitto, poi lo stesso venisse ripulito senza che lo stesso si potesse in qualche modo rompere, quindi creando dei pregiudizi per l'ambiente marino. Il Suegno, ora trasportato all'interno di quello che resta della diga foranea del porto di Rapallo, sarà ulteriormente alleggerito e verrà poi trasferito a bordo di un pontone in un cantiere navale di Genova. La sua rimozione dal centro del golfo apre la strada al pontone, che potrà così raggiungere le ultime imbarcazioni spiaggiate proprio a ridosso della passeggiata, che saranno portate via nei prossimi giorni. In questo momento abbiamo lungo la passeggiata abbiamo sempre le 10 unità che verranno appunto rimosse successivamente alla rimozione del Suegno, mentre invece nella parte del fondale, quindi comprendendo la parte pubblica e la parte in concessione al porto Carlo Riva, siamo intorno alle 30-32 unità. Con una spesa di oltre 130.000 euro il Comune di Chiavari si appresta a ripristinare gli arenili attraverso la movimentazione di quasi 8.000 metri cubi di materiale sabbioso. Nel contempo si procederà alla pulizia delle spiagge dal materiale legnoso depositatosi durante l'inverno e portato dalle mareggiate. La sabbia, previo ottenimento di parere positivo da parte di ARPAL e degli uffici ambiente e demanio del Comune di Chiavari, sarà prelevata dalla foce del fiume Entella. Prima del suo impiego sugli arenili sarà vagliata. Inoltre in alcune spiagge si dovrà intervenire preventivamente con operazioni di spianamento e spostamento del materiale precedentemente accumulato dal moto ondoso. Particolare attenzione sarà rivolta alla sistemazione della spiaggia antistante l'ex campeggio di Chiavari tra i bagni comunali e Villa Piaggio, di quella compresa tra Piazza Gagliardo e la zona sottostante il Nelson Pub fino ad arrivare alla foce del torrente Rupinaro.
E restiamo a Chiavari perché sono proseguite anche oggi le operazioni di rilevazione sui ponti del Rupinaro. In vista del loro collaudo, che sarà realizzato nelle prossime settimane, questa mattina i tecnici dello studio Dondero hanno effettuato la scansione tridimensionale del ponte di Corso Italia. Il traffico sia veicolare che pedonale è stato interrotto a tratti per permettere le operazioni. All'appello manca solo il ponte di via San Pier di Canne. Le rilevazioni con il laser scanner saranno effettuate nella mattinata di domani. Dopo quelle di via Descalzi e Corso Genova, oggi è stata la volta della struttura di Corso Italia ad essere finita sotto l'occhio elettronico della strumentazione che effettua una scansione tridimensionale dell'area circostante nella quale viene collocata. Questo per scattare una sorta di fotografia. Questa è quella in bassa risoluzione del ponte di Corso Genova con un elevatissimo grado di dettaglio che sarà utilizzata in un secondo tempo dagli ingegneri per elaborare i dati in fase di collaudo. Sono operazioni propedeutiche all'ingegnere che poi si occuperà appunto del collaudo. Il rilievo consente di avere tutti i dati dimensionali del ponte, e quindi il rilievo poi è svolto con un laser scanner, quindi in modalità 3D, viene realizzata una nuvola di punti colorata tra l'altro, quindi rende evidenti tutti i punti del ponte. E da lì poi viene fatto uno studio per poter realizzare il collaudo. Una strumentazione all'avanguardia, poche sul territorio di questo tipo. Sì, è una strumentazione che conta circa 4-5 unità sul territorio, è molto particolare perché consente di fare rilievi ovviamente anche al buio, perché lui batte dei punti, non ha necessità di luce, e se c'è la luce ovviamente può fare anche rilievi fotografici. Perché è importante fare un'operazione di questo tipo? Un'operazione di questo tipo è importante proprio perché si va a cristallizzare uno stato di fatto del ponte, che poi ovviamente l'ingegnere può utilizzare per fare tutti i suoi calcoli statici e verificare eventuali assestamenti o flessione in base al carico. Quanti ponti sono stati studiati in questo modo? Sono 5 ponti, 2 sono già stati realizzati prima, adesso qua abbiamo Corso Genova, Corso Italia, il ponte di San Pier di Canne, una passerella pedonale in via San Rufino e il ponte di via Descalzi, che è il ponte storico. Per la politica amministrativa Daniela Mangini ha rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di consigliere comunale di Sestri Levante per ragioni personali. Grata e onorata per aver ricoperto questo ruolo, riconoscendo che le circostanze personali non mi consentono di svolgerlo ancora al meglio con la dedizione e le energie necessarie, lascio a chi mi succederà questo compito gratificante e impegnativo. Così dopo la rinuncia alla carica di Marisa Cafferata per gravosi impegni di lavoro e familiari, subentra a Daniela Mangini Francesco Podestà. Andiamo sul nostro sito teleradiopace.com per una notizia. Domani i venti settentrionali della Liguria, sulla Liguria, potranno raggiungere gli 80-100 km orari sui crinali e allo sbocco delle valli. E quanto emerge dal bollettino ARPAL, che prevede anche mare molto mosso sulle coste del ponente, mosso a levante. La giornata sarà comunque bella, con cielo sereno o poco nuvoloso, sia sulla costa sia nelle zone interne. Ed è stato diramato dalla Regione Liguria lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Entrerà in vigore su tutto il territorio regionale a partire dalla mezzanotte di quest'oggi. Il provvedimento è stato assunto in considerazione del permanere di una condizione meteo-climatica favorevole all'innesco e alla propagazione degli incendi boschivi a causa della mancanza di adeguate precipitazioni, nel contempo di temperature elevate e di vento, appunto. Con il provvedimento è vietato l'abbruciamento di residui agricoli e forestali, il divieto ad accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli o inceneritori, motori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra azione che possa creare pericolo di incendio in tutti i boschi, nei terreni incolti, nei pascoli arborati, castagneti, nei filari di piante, vivai, giardini, parchi urbani che si trovino nelle vicinanze di boschi. Una notizia di servizio, altre 2 chiusure pomeridiane di 2 ore dalle 14 alle 16 per la strada di San Martino del Vento a Carasco. Il provvedimento sarà in vigore domani, mercoledì e giovedì 21 marzo, è necessario per permettere la prosecuzione dei lavori di allargamento del carrabile all'incrocio con la deviazione per la chiesa di San Pietro di Sturla. L'interruzione interessa anche i residenti della frazione di San Martino nel comune di San Colombano Certenoli. Il cantiere sarà comunque presidiato dalla Polizia Municipale per garantire il passaggio dei mezzi di soccorso.
Voltiamo pagina. Oggi il Vescovo ha celebrato la messa in cattedrale in occasione della festa di San Giuseppe, celebrazione dedicata ai lavoratori. Nell'omelia Monsignor Tanasini ha sottolineato la necessità di una svolta nel mondo del lavoro, con l'auspicio che sia capace di dare attenzione alle persone con uno sguardo nuovo piuttosto che mettere al primo posto il profitto. Il pastore della diocesi ha parlato di esperienze in atto dove l'aver dato priorità ai dipendenti ha portato al progresso e alla crescita dell'azienda, oltre che ad un clima di umanità tra le persone che ne fanno parte. È una sfida, ha detto il Vescovo, al criterio odierno di ottenere il massimo profitto a scapito degli uomini. Sentiamo proprio un passaggio della sua omelia. C'è poi un altro elemento su cui desidero attirare l'attenzione, quella della responsabilità sociale dell'impresa. Questa responsabilità si declina su molti versanti. Ne sottolineo uno legato alla situazione attuale, che vede la difficoltà a offrire lavoro ai nostri giovani, soprattutto proprio qui nel nostro territorio. Assumere l'impegno di trovare forme che facilitino l'ingresso nel mondo del lavoro, che si dedicano alla crescita dei giovani. Il dedicare risorse per inventare e sostenere queste forme contribuirebbe certamente a moltiplicare quel patrimonio umano che porta alla vera crescita di una società. Spero non siano riflessioni inutili. E si è concluso a San Colombano di Vignale il cammino di visita pastorale del Vescovo nelle comunità della zona d'ambito di Carasco. Sono contento, ha detto Monsignor Tanasini, di salutare proprio qui tutti i fedeli delle parrocchie. Per la comunità fontanina la celebrazione è coincisa con la fine dei lavori di ripristino del presbiterio e l'annuncio di prossimi interventi sul piazzale della chiesa. Con un invito a vivere lo spirito dell'ambito di comunione, il Vescovo ha salutato i fedeli delle parrocchie della zona pastorale di Carasco, riuniti nella celebrazione dell'Eucaristia a San Colombano di Vignale. Ciascuno, per la sua parte, è tenuto a rinvigorire il proprio impegno. Essere in comunione vuol dire stare con Cristo. Allora è bella la visita pastorale, perché al di là di fare delle cose che bisogna pur fare, no? Ma queste cose che si fanno sapendo che è per entrare in comunione con il Signore. Le difficoltà sono comuni a molte diocesi italiane. Le parrocchie non devono sentirsi mortificate, ha spiegato Monsignor Tanasini, ma trarre forza da questa nuova realtà rinvigorendo il cammino comune. È difficile dedicare tempo perché ognuno corre dietro alle proprie cose, è proprio quello che manca, quel tempo che è già poco, in realtà poi con difficoltà lo dedichiamo alla comunità. Le comunità da sole riescono a fare poco sia a livello economico, anche a livello di organizzare dei momenti, quindi è bello che si possa unire le forze ed è ancora una condivisione più forte. Ecco. In questa visita pastorale, ha spiegato Monsignor Tanasini nell'omelia, ho chiesto di rinnovare l'annuncio del Vangelo con la propria vita, alle nostre comunità di essere città poste sul monte. Il percorso del Vescovo è stato un invito ad andare al cuore del proprio impegno personale e comunitario. Questo è il cuore e poi il resto va bene, ma allora in questo cuore, che è poter vedere che il Signore ci ama, e che la Chiesa è il luogo nel quale questa comunione di amore tra la Trinità e la sua Chiesa e noi si fa concreta. E il Vescovo è stato questa concretezza per noi di questo amore che nuovamente ci è stato rinnovato. Si svolgerà anche quest'anno il pellegrinaggio dei Cresimati a Roma, un appuntamento che vedrà insieme i ragazzi che hanno ricevuto la cresima quest'anno provenienti dalle varie parrocchie della diocesi per pronunciare la propria professione di fede in San Pietro e vivere 3 giornate di riflessione e di amicizia. Chi lo desidera può già chiedere informazioni in parrocchia o all'ufficio diocesano pellegrinaggi. L'appuntamento è dal 26 al 28 di agosto.
Ancora sul nostro sito, la pubblica assistenza volontari del soccorso di Sestri Levante è alla ricerca di nuovi volontari che abbiano voglia di impegnarsi nel sociale e portare avanti le attività di volontariato. Siamo rimasti in pochi e serve l'aiuto di tutti, è l'appello che verrà diffuso in una lettera. Non è la solita frase, è una richiesta di aiuto concreta. Facciamo appello a coloro che siano disposti a concedere anche solo una volta al mese un po' del loro tempo per la comunità e per se stessi. La pubblica assistenza, oltre ai soccorsi, garantisce i trasporti sanitari di persone che ne hanno la necessità. Nonostante l'impegno dei nostri militi e la nostra disponibilità, dichiara il Presidente, non riusciamo comunque ad essere presenti. È inevitabile che questo disservizio abbia delle conseguenze. La nostra sede è sempre aperta e a disposizione di coloro che vogliono unirsi al nostro gruppo per rinforzarlo e per renderlo sempre più una realtà del nostro territorio sul quale la gente può contare. Nel novero delle iniziative a sostegno del Comitato Assistenza Malati Tigullio, quella ospitata nei giorni scorsi al ristorante La Sciamadda di Sestri Levante ha avuto un sapore del tutto particolare. Lo hanno potuto constatare i 120 commensali che con la loro presenza non solo hanno sostenuto le attività del sodalizio, ma si sono interessati direttamente alla sanità locale. Sentiamo. Esiste una solidarietà di ritorno, quella che nasce dall'aver ricevuto tanto da maturare il desiderio di restituire qualcosa. E questo lo spirito che ha animato la cena di solidarietà alla Sciamadda di Sestri Levante a sostegno del Comitato Assistenza Malati Tigullio. Ha aiutato mio suocero, ha aiutato nostra mamma, sappiamo che ha aiutato tante persone e grazie a lui siamo venuti a conoscenza di tutto quello che è l'operato del Comitato. E in qualche maniera, visto che noi riceviamo così tanto dal nostro territorio, abbiamo deciso di restituire qualche cosa al territorio e nella fattispecie di cercare di favorire appunto l'operato di questo comitato che è così importante per tutti noi. I fratelli Ballarini insieme al loro staff hanno offerto quanto era nelle loro corde, una cena per 120 persone. Fondamentalmente abbiamo fatto quello che ci riesce bene, almeno così dicono gli altri. E è stato il modo di esprimere la gratitudine verso il comitato e il suo operato. In questo scambio solidale il Comitato non ha voluto essere da meno, chiedendo ai commensali di formulare dei ringraziamenti originali. Tra tutti i partecipanti, e siamo 120 e più, ho raccomandato di fare qualche rima in cui c'entra il nome della Sciamadda e il nome dei ballerini. E qui io ho diverse poesie, diverse rime. Quanto è bello, quanto è buono, Ballarini è un galantuomo. Ci ha ospitato alla Sciamadda per cenare tutti di bada. Il clima gioviale non ha distolto gli organizzatori dall'intento di promuovere l'interesse da parte dell'opinione pubblica ai temi legati alla sanità. Fa capire che bisogna interessarsi di sanità, fa capire che comunque le buone azioni rendono sempre e questa è la dimostrazione, una serata come questa è la dimostrazione, perché alla fine bisogna credere alla buona volontà delle persone. Il fattore morale, cioè le persone che sono qua per uno scopo comune, rende tutto più piacevole e tutto più facile, anche di fronte magari a quelli che potrebbero essere gli impasse di una normale serata di lavoro. Ricordiamo che le interviste realizzate in occasione della serata solidale saranno proposte questa sera nella rubrica Si può dare di più, in onda alle 21:10 su Telepace 1 al canale 15. E ha compiuto oggi i suoi 100 anni la signora Rosanna Ridone, nata a Savona il 19 marzo 1919, è stata festeggiata alla residenza Anni Azzurri Minerva di Rapallo dal sindaco Carlo Bagnasco, dalla famiglia, dal personale, gli ospiti e gli amici della struttura. C'eravamo anche noi. Rosanna, come si arriva a 100 anni? Bene così, senza fare niente. Si arriva con la buona volontà. Cosa ci racconta della sua vita? Cosa c'ha che si ricorda con piacere? Ho sempre fatto tante cose, tante. Mi hanno detto che lei è una buona ma severa. Sempre sono stata severa con i miei figli, perché ci vuole la severità, ci vuole. Però dicono anche buona. Quello lo devono dire loro. Mi dice una cosa che si ricorda con più piacere dalla sua vita. La crescita dei miei figli. Sono solo 2 però. Sono stata molto contenta. Invece oggi questa bella festa se l'aspettava? No,
Questa proprio no, è stata una sorpresa meravigliosa. Sono molto contenta, molto, molto. Una grande festa oggi per la mamma. Assolutamente sì, anche perché è ragione, perfetta e contenta. È informissima. È informissima, sì. E com'è arrivata così bene a 100 anni? Con la sua forza di volontà e serenità. Nella vita cosa ha fatto? Ha lavorato, ha avuto dei duri colpi, si è ripresa, ha tirato su 2 nipoti. Vediamo un po' i nipoti cosa dicono della nonna così severa. I nipoti hanno avuto una nonna squisita, una nonna generosa, una nonna piena d'amore, severa, ma che ci ha insegnato tanto e continua a insegnarci tanto, perché è in gamba, perché è lucida, perché è presente e vuole bene ai nipoti, ai pronipoti e alla figlia. E la nipote? Ho un ricordo bellissimo perché lei mi è sempre stata come a farmi studiare, a portarmi a tennis, a insegnarmi a vestirmi, perché lei è sempre una donna elegantissima e adesso che ho 2 bimbe mi aiuta a crescerli. Vabbè, adesso non sono più a Genova, sono a Milano, però lei c'è sempre, assolutamente. Il 48% delle persone con sclerosi multipla in età da lavoro risulta occupato, tuttavia il 30% di queste ha dovuto ridurre le ore e il 27% ha cambiato impiego. Inoltre molti evidenziano come i sintomi abbiano impedito di fare il lavoro che avrebbero voluto svolgere o per cui erano qualificati. Altri dichiarano di averlo lasciato a causa della malattia. Per questi motivi la Regione Liguria e l'AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, hanno approvato uno schema di protocollo d'intesa per contrastare ed eliminare gli ostacoli all'ingresso o al reingresso delle persone affette dalla malattia nel mondo del lavoro. Il modello di collaborazione è già stato sperimentato con successo tra provincia di Genova e AISM e adesso sarà esteso a tutto il territorio regionale. Sono stati celebrati oggi nella chiesa di Nostra Signora del Carmine a Nozzarego i funerali di Benedetta Lodi, 44 anni, giovane avvocato civilista molto conosciuta a Portofino, dove era nata e dove era cresciuta con il padre Giovanni, la mamma Loretta e la sorella Federica. Residente a Rapallo da qualche tempo, Benedetta ha lottato contro la malattia senza arrendersi, lavorava in uno studio legale a Sestri Levante e ha continuato a collaborare anche nel periodo della sofferenza. La sua scomparsa ha destato grande cordoglio tra i suoi amici, fra cui gli esponenti del gruppo di Giorgio D'Alia e di Matteo Viacava, che si è presentato alle elezioni comunali di Portofino nel 2009 e nel 2011. In questa fase ha vissuto anche una esperienza da consigliera comunale. E ha suscitato cordoglio e sconcerto a Rapallo la morte improvvisa di Riccardo Gaiaschi, 56 anni, falegname e restauratore con un negozio nel centro storico cittadino. Appassionato di basket di lungo corso, Gaiaschi allenava l'Alcione Rapallo, dove era stato prima giocatore e allenatore delle giovanili. Nel suo curriculum anche un'esperienza con la Tigullio a Santa Margherita Ligure. Artigiano creativo, guidava Coarge, la cooperativa artigiana di garanzia di Genova, ed era consigliere del CIV di Rapallo, ma anche massaro del Sestiere Costaguta, legatissimo alle feste patronali di luglio e impegnato nell'associazione Vecchio Borgo di Rapallo. Da poco aveva deciso di riaprire un fondo nel centro storico di Genova per creare al suo interno un laboratorio aperto ai giovani. Era un uomo eclettico, appassionato, intelligente e sempre disponibile a dare una mano. La data dei funerali non è stata ancora stabilita, alla moglie e alla figlia la vicinanza da parte di Telepace. Si svolgerà a Sestri Levante domenica prossima l'8° raduno di auto e moto d'epoca organizzato da Tigullio Motor Club e Lions Club a scopo benefico. Vediamo i dettagli. L'8° raduno benefico di auto e moto d'epoca organizzato dal Tigullio Motor Club in collaborazione con il Lions Club Lavagna Val Fontanabuona, Contea dei Fieschi e Chiavari Host quest'anno si allarga e sbarca a Sestri Levante. Appuntamento domenica 24 marzo alle 9:30 sul lungomare. Obiettivo: raccogliere offerte per contribuire al service distrettuale Lions che mira a portare in vacanza circa 50 persone disabili. Siamo molto contenti che abbiano scelto la nostra città per questa gara di auto d'epoca, che in realtà ha uno scopo molto più grande, che è quello appunto di dare la possibilità a molti ragazzi, perché addirittura una cinquantina, a seconda poi di quanto riusciranno a raccogliere dalla manifestazione, potranno beneficiare di questa giornata indirettamente godendo di un periodo di vacanza. Questa volta i Lions hanno unito tutte le forze. Ci saranno il Lions Club Alta Val di Vara, Val d'Aveto, Graveglia e Sturla, il Lions Club Chiavari Castello, il Santa Croce e il Lions Club Sestri Levante. Tanti club perché? Perché comunque l'unione fa la forza e vogliamo comunque mandare più disabili in vacanza possibile.
quindi aiutare il service. Un officer distrettuale che si chiama Piero Aratta accompagna personalmente una cinquantina di ragazzi all'anno in 2 sedi dove fanno attività di vario genere e dove veramente hanno uno stacco dalla quotidianità della struttura. In tutti questi anni i ragazzi sono stati divisi fra una vacanza al mare, Marina di Grosseto, e in montagna, Valsevaranche. Taluni hanno problemi psichici, altri problemi fisici o entrambi, e quindi alcuni possono soggiornare al mare e altri non in montagna e viceversa, per cui viene scelta la sede opportuna alla loro disabilità. Appuntamento alle 9:30, partenza alle 10:30, rientro per le 12, premiazione nel pomeriggio. Le iscrizioni si ricevono al 335 137 8154. La novità è questa, che facciamo una piccola manifestazione a tempo cronometrato. È un po' una questione di abilità. Col traffico che c'è su Sestri, passando da Via Nazionale, passando dal centro di Sestri, da Casarza e il Bracco, è l'abilità di stare nel tempo. Vince le prime 3-4 persone che stanno più vicine al tempo necessario. L'Istituto Comprensivo di Lavagna, insieme alla Rete Merani e all'Associazione Libera, in occasione della giornata contro le mafie del 21 marzo, ha organizzato un concorso coinvolgendo le istituzioni scolastiche del territorio sul tema indignazione. Le riflessioni dei ragazzi su legalità, ambiente, bullismo, violenza e indifferenza si sono trasformate in video e fotografie che saranno premiati domani mattina alle 9:30 all'Auditorium Campodonico di Lavagna. Ad accompagnare l'evento anche una mostra bibliografica sul tema. Il pomeriggio del 21 di marzo invece alle 15:30, sempre all'Auditorio, ci sarà la presentazione alla cittadinanza degli elaborati e alle 17 il seminario I beni confiscati, un'opportunità per i territori, a cura di Libera Liguria. Ora nella nostra agenda gli appuntamenti per domani. Appuntamenti in agenda per mercoledì 20 marzo. Nell'ambito del progetto diocesano Credere, alle 11, nell'aula magna dell'Istituto Liceti di Rapallo, gli studenti dialogheranno con l'ex calciatore Beppe Bergomi e il mental coach Samuele Robbioni, un confronto sull'impegno nello sport come possibilità di crescita umana. Per i corsi di cultura di Chiavari, alle 16, nella sala livellare di Via del Pino, Rosanna Vagge terrà una lezione di medicina sul tema Salute è consapevolezza e informazione. Alle 16, nei locali di Villa Quairolo a Rapallo, nuovo incontro dell'Accademia Culturale. Marco Martin tratterà l'argomento L'impero greco-romano, un'identità bilingue. Come affrontare il gioco d'azzardo sostenendo familiari, volontari e servizi è il titolo del convegno in programma alle 16:30 nella Sala Bo di Palazzo Fasce a Sestri Levante. L'ingresso è libero. Aspettando l'Expo di agosto, il Comune di Sesta Godano organizza una serie di incontri per dare spazio e voce alle aziende agricole del territorio. Alle 21, nella sala consiliare, parleranno i responsabili dell'azienda Il Risveglio Naturale. Alle 21, incontro di preghiera sul tema Beati i puri di cuore perché vedranno Dio insieme a Don Mario Cagna, appuntamento al convento delle Suore Clarisse di Levi. E infine ricordiamo che è ancora aperta, nella sala Berto Ferrari di Bogliasco, la mostra Dalla parte dei buoni, dedicata alla vita e all'opera di Renzo Calegari. Mercoledì sarà aperta al mattino dalle 10:30 alle 12:30. In chiusura una notizia di sport, la pallanuoto. Si è disputato oggi il 21esimo turno di campionato di A1 maschile. Nella piscina di Sori la Prorecco ha battuto la Canottieri Napoli 19-3. E si conclude così questa edizione di TG Gli Oggi. L'informazione torna domani mattina alle 7:30 con la nostra rassegna stampa. Continua sul nostro sito internet teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.